Amiche e amici di Sport di Più, buongiorno, ben ritrovati. Appuntamento settimanale con la nostra classica ormai colazione. Siamo all'Associazione La Fratellanza di San Massimo di Verona e questa mattina insieme a me, e sono veramente felice di ospitarla qui, è Clara Campese, presidente della Federazione Italiana Sport Equestri, ovviamente della Regione Veneto. Grazie di essere qui, Clara. Grazie Alberto, buongiorno a tutti. Allora, sport equestri, un mondo, una disciplina che è... Allora, la cosa che mi viene sempre in mente quando parlo di sport equestri è quella volta che tu mi dicesti che è l'unica disciplina in quello sport equestre dove i due protagonisti, in questo caso cavallo e ovviamente chi sta sopra il cavallo, sono in completa sintonia e uno non può fare a meno dell'altro, è una sinergia vera, unica e completa, cosa che non si trova in altri sport, giusto? È giustissimo, è sotto gli occhi di tutti, Certo. diciamo, ed è proprio questo che fa la differenza di questa attività, perché il compagno di gara è un essere vivente, non è uno strumento inanimato e quindi è inevitabile che si crei, si instauri una relazione che tanto più è profonda, tanto più ovviamente porta anche a dei risultati. È chiaro che come tutti gli animali sono dotati di una grande sensibilità e quindi per loro è molto semplice comunicare con noi e mettersi a disposizione. A volte non è il contrario, è facile perché leggere il linguaggio del cavallo richiede più un'apertura, diciamo, una certa sensibilità più che un ragionamento. Da questo punto di vista, appunto, la nostra disciplina si distingue. Tanto grazie per il caffè, Molto grazie. gentile, grazie. Si distingue, dicevo, proprio dalle altre perché c'è un aspetto formativo e di completamento dell'essere umano che, ecco, è dato da questo valore aggiunto che è il cavallo. Sì. Senti Clara, è partita da poche settimane la seconda edizione di Cavalli in Villa, un evento che praticamente va a coprire tutto il periodo estivo e oltre, alla seconda edizione dicevo, che insomma spiegacelo perché è molto molto bello, molto interessante ed ha un obiettivo che va al di là dell'aspetto sportivo. Sì, questo è uno dei tanti progetti patrocinati dal Comitato Regionale Veneto ed è un progetto veramente innovativo, ma questo non perché lo dice la sottoscritta, ma anche perché viene riconosciuto man mano che la gente comprende, viene, partecipa, presenza a queste attività, veramente particolare. Perché questo progetto ha la finalità, intanto si chiama Cavalli in Villa, gli alfieri della cultura. Nell'accezione molto ampia di cultura, perché la cultura non è solo ovviamente quella del libro, ma è veramente, ecco, nella sua portata, ecco, generale. E ha la finalità, dicevo, di promuovere il territorio e i giovani attraverso questo particolare sposalizio tra lo sport e la cultura. E quindi il contenitore di queste manifestazioni sono le ville venete, già lì si caratterizza. Cultura, lì, storia, tradizioni, arte, c'è tutto lì. Esattamente, quindi così si dà anche possibilità a queste ville di vivere il presente, però trasportando in avanti il passato e tutto ciò che esse chiaramente rappresentano. E quindi all'interno di questo contenitore il cavallo che cosa fa? In primis si mostra in quasi tutte le sue discipline sportive, sia olimpiche che non olimpiche, nella parte del turismo equestre, nella parte del teatro equestre, per cui in ogni villa, per esempio quest'anno sono 8 gli appuntamenti, l'anno scorso sono stati 5, noi faremo vedere al pubblico, alla collettività e anche agli istituti scolastici, perché noi in ogni comune coinvolgiamo gli istituti del territorio, si faranno vedere tutte le discipline. Quest'anno, a parte il salto ostacoli, c'è il dressage, c'è il completo, il volteggio, l'horseball, il polo, gli attacchi, oltre, dicevo, al turismo equestre e al teatro equestre. Sempre da questo punto di vista sportivo mi piace evidenziare che come Comitato Regionale Veneto abbiamo anche interagito con la Federazione Ciclismo per il cicloturismo. Quindi equiturismo e cicloturismo ci darà esattamente insieme, e questo è un bello esempio sia di sinergia, sia di messaggio che viene divulgato, perché magari non tutti sono appassionati del cavallo o della bicicletta, ma si può allargare chiaramente l'interesse.
e ovviamente sono stati tracciati per ogni villa circa 30 chilometri di circuito, più un unico circuito che collega le 8 ville di circa 260 chilometri, Fantastico. e quindi devo dire, anche da questo punto di vista, rispetto all'anno scorso è stato fatto questo passaggio. Ma oltre a questo, secondo me, la cosa anche importante è proprio il coinvolgimento, per esempio, delle famiglie, dei ragazzi, dei bambini nelle scuole. Per cui ad ogni tappa le scuole portano le classi, ovviamente tutto strutturato in modo con degli orari, delle cose Certo. per la sicurezza, per fare le cose fatte bene, che vengono e hanno un approccio prima formativo, culturale, per cui i veterinari e altri tecnici fanno una formazione generale, come vive il cavallo, cosa fa, di cosa necessita. L'altra parte è un po' di storia dell'equitazione, perché ricordiamoci che l'Italia porta con sé la tradizione dell'equitazione Sì. con Federico Caprilli, e poi una parte pratica in sella. Quindi i tecnici vengono messi a disposizione, i pony per i bambini, eccetera, eccetera. Questo devo dirvi che ha poi un suo apice la domenica pomeriggio. Tutti gli alunni con le famiglie sono invitati in mezzo al campo e il sindaco e l'amministrazione comunale di ogni premiano con delle medaglie dei bandi di partecipazione, degli attestati, chiedo scusa, di Sì. partecipazione, perché ogni bambino deve portare con sé un disegno, un elaborato artistico che ha come tema relazione cavallo, pony, bambino e adulto. Quindi, come vedete, c'è È un proprio percorso un percorso, strutturato. sì, esattamente strutturato. La parte della cultura, questa è la parte sportiva, la parte della cultura. Noi abbiamo previsto e abbiamo avuto la disponibilità, devo dire, in modo molto anche cortese, gentile, flessibile, da parte del professor Vittorio Sgarbi, il sottosegretario di Stato alla Cultura, che ovviamente, essendoci ville venete, trattandosi di arte, Insomma, eccetera, lui è il suo viene, habitat è il quello suo lì, habitat, presenta i suoi libri, è a disposizione, insomma, del pubblico. È veramente molto bello questa interazione, sempre pieno, pieno di gente. E anche da quest'anno avremo la presenza di Katia Ricciarelli, non in tutti gli appuntamenti, ma in alcuni. Anche qui che cosa si è pensato di fare? Si sono coinvolti i conservatori musicali del territorio, in questo caso quest'anno cominceremo con quello di Vicenza, per cui la signora Ricciarelli ha dato delle arie bellissime, tipo, non so, La Traviata, sai, il Brindisi, certo. Nessun Dorma, ecco, altri pezzi noti. Loro canteranno con un pianista col pianoforte a coda, e i cavalli del teatro equestre faranno una coreografia in campo sotto nell'ambito di questa musica, questi canti, queste, diciamo, Che è espressioni musica, artistiche. cultura, È sempre anche qui, cultura. certo. Quindi devo dire, è una cosa che arricchisce, dà delle opportunità anche a questi ragazzi di farsi vedere, sotto ovviamente l'egida di Katia Ricciarelli, che sappiamo insomma chi è, non ha Sì, bisogno sì. di presentazioni. E quindi l'altra parte molto interessante è la presenza delle auto storiche, anche questa è cultura. Tutte Sì. le domeniche arrivano queste 12 vetture, vengono fatte sfilare all'interno del campo gara, campo ostacoli, vengono presentate, viene data la storia di ciascuna vettura, notizie tecniche, e quindi devo dire è uno scenario molto articolato. Una parte che ci teniamo anche ad evidenziare è anche molta attenzione a dei messaggi di carattere umano, sociale, tant'è che Cavalli in Villa collabora, per esempio quest'anno, con la Rotonda, Lions Club La Rotonda di Vicenza, per un progetto denominato Pennellate d'autismo. E che cosa prevede questo? Prevede che il maestro Gianfranco Barco, che è uno dei migliori 10 acquarellisti d'Italia, viene ad ogni tappa con degli allievi di Chiaro, scuole sì. d'arte, e dal vivo fotografano una scena di un cavallo che a loro evidentemente colpisce, e dal vivo la riproducono, quindi fanno questo meraviglioso dipinto che poi viene acquistato da Cavalli in Villa, e diciamo, Ricavato, bravissimo, viene devoluto. devoluto, sì. È molto molto Sì. bello, è una cosa proprio interessante, Proprio veramente bellissimo. c'è tutto, cultura, c'è lo sport che è cultura e lo sappiamo, c'è storia, le ville, le auto, c'è musica, c'è la pittura, c'è la scoperta del territorio, perché questo percorso che mi hai detto sarà anche una promozione del territorio, quindi veramente qui ci sono tutti gli elementi. Questo progetto ha ottenuto molti consensi anche a livello nazionale, no? Sì, sì, quest'anno addirittura è stato patrocinato dal Ministero della Cultura, ovviamente il patrocinio della Regione Veneto, della provincia di Vicenza, della provincia di Padova, CONI ovviamente Veneto, la nostra federazione da parte di Sport e Salute, tutte le amministrazioni locali. E quindi devo dire, sì, è un progetto che
ha un suo valore, ha un suo valore. Ora questo è il secondo anno, ma sono certa che proseguendo tutte, diciamo, nel futuro con altre edizioni, certamente potrà dare un grosso input non solo al sistema equestre, Mhm. ma anche diciamo proprio all'ambito della collettività. In che senso? Nel senso che, come hai ben detto, ci sono tanti messaggi che passano. Non ho citato uno importante quest'anno e c'era qui, adesso la prima tappa, con la Polizia Stradale abbiamo fatto questa partnership per cui loro da Roma sono venuti con il pullman azzurro, il famoso pullman azzurro, e per la parte di sensibilizzazione alla sicurezza stradale sono stati alle scuole medie. C'è stata una parte teorica il venerdì e poi il sabato hanno portato il mezzo a Parco Ippodromo e queste classi sono andate, all'interno del mezzo ci sono proprio dei simulatori, degli schermi, viene fatta attività formativa, poi ci sono dei tappeti fuori dal pullman e ogni ragazzo con dei visori Sì. deve provare a piedi a fare un percorso. Questi visori ovviamente gli fanno capire cosa vuol dire stare in stato di ebbrezza Certo. e infatti vanno a sbattere contro i coni, non rispettano gli stop. È veramente stata una iniziativa, anche questa collaborazione con la Polizia Stradale, molto molto utile, molto apprezzata, quindi vedete quanti messaggi, ecco, che Un lavoro si incredibile possono. di rete, di partnership che può solo che aumentare. Una tematica che a me poi affascina sempre molto, e ne abbiamo già parlato tempo fa, di quello che può essere il cavallo anche come strumento, passami il termine, non è brutto, come momento di inclusione. Tu l'hai già detto, no? Coinvolgendo anche quei ragazzi con disabilità, con difficoltà motorie. Per fare questo però, e ci tengo a sottolinearlo, bisogna avere competenza, bisogna avere anche la conoscenza del cavallo, bisogna avere la conoscenza di tutto il mondo equestre. Sì, hai toccato un tema e un aspetto molto molto importante perché insomma è sotto gli occhi di tutti e sotto le orecchie di tutti sentir parlare di riabilitazione equestre o di attività inclusiva con il cavallo. Diciamo che il potenziale è veramente straordinario e mi permetto anche di dire con grande rispetto ma anche con tanta franchezza che in Italia abbiamo molto da lavorare, abbiamo molto da fare proprio per far sì che anche le stesse istituzioni colgano il valore intrinseco dell'attività in generale riabilitativa, ma anche per noi, cioè collegata al benessere psicofisico e sociale della persona. Io ricordo sempre e richiamo l'OMS nel suo articolo numero 1 parla di benessere psicofisico e sociale. A volte questa parte viene trasmessa. Ecco, io sono certa e garantisco che le attività con il cavallo siano fondamentali per questo. Però bisogna assolutamente combattere, e uso questo termine non a caso, questa superficialità talvolta, questa approssimazione anche da parte di taluni o di talune associazioni che sono convinte poiché hanno a che fare con i cavalli, di essere depositari di una scienza e coscienza e di esperienza su quelle che sono poi le sfumature. Ecco, che invece richiedono una competenza, certe qualifiche, perché è vero, da un punto di vista forse emotivo, bene o male il cavallo anche da terra dal suo, ma per produrre degli effetti utili alla persona, alla formazione, al miglioramento dello stato di salute di persona, occorrono le competenze, quindi questo è fondamentale. Noi per esempio a Cavalli in Villa abbiamo anche invitato delle associazioni che diciamo, adottano la riabilitazione equestre, in questo caso un'associazione molto, che si dà molto attiva, il cuore oltre all'ostacolo, e sono venuti ben 5 ragazzi, gravemente, addirittura uno proprio non vedente, e hanno fatto delle rappresentazioni all'interno di un campo veramente da brivido. E devo dire, le persone più felici erano loro e le loro famiglie, che intervistate hanno nella loro semplicità, nella loro gioia, arricchito noi, me e chi come me era lì presente. E io sapete che cosa ho pensato? Dico, molte volte noi ci lamentiamo, facciamo tante cose, ma in realtà veramente non ci sono dei motivi proprio così reali, se guardiamo chi sta peggio di noi, che però più spesso di noi il sorriso e apprezza comunque quello che ha, anche la sfortuna di avere magari in famiglia qualche persona così. E il cavallo su questo è un angelo, è un angelo, un angelo. Certo. E io sono convinto che insomma, ci conosciamo da qualche anno, Clara,
la FISE sarà, la tua FISE, FISE Veneto, ma penso la FISE in generale, sarà molto attenta e vigilerà su questo tipo di situazione, perché, come hai detto tu, tante volte si sfrutta il cavallo invece di utilizzarlo e di renderlo protagonista di un percorso sociale importante, e insomma penso sarà una delle vostre mission, no? Sì, perché anche qui, per esempio, sarebbe interessante poter espandere, diciamo, questa attività, che consentirebbe anche, per esempio, a cavalli che per una serie di motivi non svolgono più competizioni a un certo livello, Sì. o che comunque sono in uno stato e non si sa manco che fine possano fare, poveri magari dopo essersi dedicati anima e corpo a delle persone che poi per tanti motivi, giusti o meno che siano, li abbandonano, li lasciano. Ecco, ce ne sono che possono effettivamente essere inseriti all'interno di attività a favore chiaramente del prossimo, a favore dell'inclusione, perché sappiamo che il cavallo non sa di valere 1.000.000 o 500 euro, il cuore del cavallo è sempre quello, quindi lui si mette veramente a disposizione, e per questo tipo di attività devo dire che c'è veramente, si potrebbero accogliere, e anche si potrebbe salvare la vita a tanti di questi cavalli che non vedono l'ora di rendere felice l'uomo, mettendosi a disposizione in cambio di che cosa? Di un po' di affetto e di essere trattati ovviamente con dignità. Sì. Come si adottano i cavalli, i cani dal canile, insomma, Esattamente, l'idea di esattamente. adottare un cavallo e di renderlo e di riportarlo ad essere protagonista è sicuramente una bella cosa. Senti Clara, io intanto ti ringrazio, do il messaggio e indicazioni a chi ci segue, che chi volesse avere informazioni e aggiornamenti sull'attività della FISE Veneto, cioè sito, Facebook, giusto? Esattamente, FISE Veneto, FISE potete, Veneto, sì, quindi sì, sì, tutte sì, le sì. indicazioni, e anche per chi volesse partecipare a Cavalli in Villa, insomma c'è tutto il programma. Cavallinvilla.it c'è il Esatto. sito, sì, sì, E sì. poi faccio un po' di promozione sull'ultimo numero di Sport di Più, c'è un articolo con tutte le tappe ben segnalate, quindi non potete non essere informati su questa iniziativa. Grazie. Grazie Clara di essere stati con noi, alla prossima, perché comunque ci saremo e ci troveremo ancora. Ringrazio voi che ci avete seguito e vi auguro una buona giornata e alla prossima. Ciao, Grazie a tutti, grazie Alberto. grazie a te.